con il risultato di 3-7 la sfida tra Bonifato Accamo e Pago Futsal Club. La notizia di oggi è che la squadra Rosello adesso si è laureata come campione d'inverno del campionato. Siamo qui con i capitani Vito La Fiura e Lorenzo Chinnici, il suo braccio destro. Sera. Grandi partite, partiamo subito dal capitano. Campione d'inverno, che emozione proprio. È un'emozione forte, perché ci credevamo, abbiamo lottato, ce la siamo guadagnata e ogni partita abbiamo sempre cercato di fare quella quasi più, quella in più. Oggi partita tosta, siamo andati sotto, abbiamo ripresa, siamo andati sotto, ripresa, poi in vantaggio, ripresa e poi abbiamo preso il largo. Complimenti ai nostri ragazzi, a noi tutti, a chi ci segue, è stata una bella cavalcata fino adesso, ma c'è ancora una seconda parte. Non so se è stato l'atmosfera di Accamo o il campo, però Lorenzo Chinnici quest'anno ha fatto 3 gol tutti qui tra Gesan e Bonifato Accamo. Poi è stato bello tornare al gol per tanto tempo. No, è stato tanto bello tornare al gol, soprattutto perché comunque eravamo in un momento pure difficile della partita. Però ripeto, siamo un'ottima squadra e qua, come si vede, come si nota dalle classifiche, poi riusciamo a segnare tutti. Quindi, ripeto, non importa fare gol, ma l'importante è riportare il risultato a casa. Oggi il Bonifato ha fatto comunque una grande partita, il quarto gol del capitano La Fiura è stato forse il più bello dei due realizzati. Cosa hai pensato nell'istante in cui l'hai realizzato? Perché qualche istante prima era arrivato il gol subito. No, abbiamo lottato tanto per fare il gol del sorpasso, del 3-2. Abbiamo preso il 3-3 quasi subito, quindi c'era quel picco di tensione in più. Ho visto il portiere messo male, ho tirato una botta a primo palo e è andata bene. Adesso invece chiudiamo con l'ultima domanda: a chi dedicate queste due doppiette? Noi abbiamo la nostra famiglia che ci segue da casa, quindi ogni gol è dedicato alla nostra famiglia, ai nostri piccoli. Siamo padri tutti e due dei bambini, abbiamo due mogli che ci seguono da casa, quindi la vittoria la dedichiamo a loro, a noi tutti, ce la autodedichiamo e anche al Palermo che ci dà la possibilità di farci divertire e di festeggiare tutti insieme. No. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita. Chinnici, parlo con te, in particolar modo contro il Gesan. Hai già segnato contro di loro, vorrei continuare questo momento. Io vorrei continuare veramente a vincere, non a segnare, che secondo me è la cosa più importante, però se c'è il gol perché no?